Bene, allora abbiamo inaugurato finalmente. È la 20ª edizione, prima si chiamava Castellaro in Fiore, adesso si chiama Borgo in Fiore. Abbiamo cambiato nome dopo che è diventato uno dei borghi più belli d'Italia. Quest'anno abbiamo molti più espositori, soprattutto dei fiori, perché abbiamo concentrato ad avere quasi tutti di loro. Vedete che c'è poca hobbistica perché abbiamo dovuto lasciare a casa anche delle persone. Il borgo è piccolo e più di tanti non ci si sta, anche perché bisogna lasciare il passaggio alle persone. Comunque sta andando molto bene, è una bellissima giornata e vediamo che ci sono tante biciclette, tante moto e anche tante macchine e anche corrieri che ci mettono un po' in difficoltà, ma insomma riusciamo a gestire anche quelle. C'è molto colore, abbiamo pensato un po' a note di colore, vedete che ci sono note di colore ovunque. Quest'anno abbiamo qualche pianta grassa in più e poi c'è anche quella dei bonsai, che è una cosa nuova, che è originale di Castellaro, quello che produce i bonsai, quindi c'è qualcosa di novità, c'è sempre qualche novità. Vi aspettiamo al weekend del sabato e la domenica o il 1° maggio, vi aspettiamo, grazie. Traveling man, yes, it must be a traveling man. Traveling, gambling, Joey was the sweetest to say in the land. Traveling, gambling man, he knowed him in every town. And he wouldn't stay put, no, he wouldn't give up, and I bet he never settled down. Una grande manifestazione oggi che si rinnova ogni anno e credo che il suo successo lo si possa toccare con mano vedendo l'afflusso che c'è. Castellaro rappresenta una delle perle del Mantovano come borgo più bello d'Italia, insieme a San Benedetto Po e insieme alle Grazie, ultimo sito entrato nei borghi, e naturalmente con gli altri 2 grandi siti importanti riconosciuti dall'UNESCO che sono appunto Mantova e Sabbioneta. Credo che proprio la manifestazione di oggi mette in evidenza l'importanza di questi siti storici, culturali ed artistici, ma soprattutto anche il grandissimo valore per quanto riguarda il patrimonio ambientale storico rappresentato dalle colline moreniche, una delle aree più importanti per la promozione turistica del Mantovano, di Mantova e naturalmente di Mantova verso il Garda e il Garda verso il Mantova.